Con la Maria alla termine della partita con il Trissino, lasciamo stare il risultato finale, parliamo della prestazione del Giovinazzo. Che cosa ti è piaciuto di più e in che cosa invece secondo te si poteva fare qualcosina in più? Beh, oggi siamo venuti preparati che non dovevamo venire qui ad attaccare il Trissino, perché sappiamo che è una grandissima squadra, una squadra formata da campioni. Però comunque oggi abbiamo notato una cosa che è da tanto che non vedevamo, che è il recupero che abbiamo fatto in casa al Trissino, una grande squadra. Quindi noi siamo una squadra di giovani, guidati comunque da un capitano che fa sacrificio, ne ha vista qualcuna e quindi meno male comunque grazie a lui siamo riusciti a gestire la partita fino a metà del secondo tempo, però poi siamo crollati e abbiamo preso gol un po' da tutte le parti per errori difensivi. Senti, guardando il campionato in senso generale, ti chiedo fino a questo momento che giudizio dai della stagione che avete disputato finora e soprattutto che cosa vi aspettate per la seconda parte di campionato? Beh, all'inizio abbiamo iniziato malissimo all'inizio della stagione, però poi ci siamo detti tra noi e noi che non siamo questi, valemo molto di più e l'abbiamo dimostrato. Purtroppo oggi non volevamo fare questo risultato perché comunque ce l'avevamo allenato, ci siamo preparati per questa partita, però purtroppo non tutte le partite possono andare per il meglio. Adesso noi puntiamo ai playoff perché comunque siamo una squadra con un nuovo acquisto che è Xavi e puntiamo in alto. Lo hai anticipato tu, volevo chiederti proprio questo, l'effetto Xavi Cardoso, insomma abbiamo visto anche nei social tanto entusiasmo a Giovinazzo per il suo arrivo. Ti chiedo due parole su Xavi e due parole per i tifosi che anche oggi qua a Trissino vi hanno sostenuto tanto. Beh, penso che Xavi lo conosciamo tutti, è uno dei giocatori più forti che ci sia in circolazione come giocatori del Trissino. Spero che ci dia una mano in tutto perché anche lui come Samu ne ha viste tante e spero che possa contribuire molto nella scalata che vogliamo fare. Poi gli Ultras ormai non ho più niente da dire perché sono i migliori che abbia mai visto e per sempre mi rimarranno nel cuore. Ringraziamo con la Maria, in bocca al lupo a Giovinazzo. Grazie, buonasera.